Ciao, scusami, tu sei Michela? Sì, Ciao Michela, scusami, sei tu che stai cercando biglietti per il concerto di Lady Gaga? sì, sono io. Sì, sono io, sì. Ok, Dimmi. senti Michela, io volevo farti soltanto i miei in bocca al lupo per la tua ricerca, ok? Grazie. Prego, figurati. Pronto? Salve, mi scusi, ho appena letto un annuncio bici per bambino, vendesi 40 euro. Sì, E lei? sì, sono io, sì. Volevo sapere come era messa la bici, se stava in buone condizioni. Allora, guardi, ci sarebbe un pedale da sostituire, Sì, poi un filo del freno da sistemare, però se uno è capace di fare questi lavori la mette a posto come niente. sì. Vabbè, io prima di venire a vederla volevo sincerarmi delle condizioni e sapere più o meno come era messa. Ascolti, guardi, secondo me fa prima venire a vederla, la guarda e dice sì la voglio, no, non la voglio, se me la lascia che so io a 30. Va benissimo, quindi Se- se vengo da sì, vicino, in pratica al posto di 40 anche 30? sì. Va benissimo, vabbè, mi fa molto piacere, mi fa molto piacere. Lei domani pomeriggio è disponibile? E no, poiché io purtroppo non ho ancora figli, signora, è il tempo di farli e la Ah, ricontatto. ho capito, voleva solo così vederla per... Sì, no, mi anticipo un po', il tempo, poi tempo di mettere incinta mia moglie, 3-4 anni e facciamo questo affare, va bene? No, io... Ci si diverte anche così, siamo sotto carnevale. Eh sì, ogni scherzo vale. Comunque posso farle una battuta, non si perda l'occasione perché io a 30 gliela do subito anche domani. È un E lei la investimento. tiene in cantina? Il tempo di comprare anche la cantina e poi... e possiamo fare tutto. Vabbè, buon divertimento. Grazie mille signora, è stata gentilissima e le auguro una buona giornata. Altrettanto, buongiorno. Buona giornata.